l'Italia sta andando molto bene, parlando del Veneto, lei pensa che tra i due litiganti Salvini e Meloni potrebbe ottenere un buon risultato elettorale? Noi guardiamo a quello che dobbiamo fare noi. Abbiamo un partito forte, abbiamo superato un periodo di crisi che è durato purtroppo qualche tempo, ora abbiamo una rete organizzativa molto efficiente, abbiamo svolto congressi provinciali che hanno dal basso fatto crescere una classe dirigente, abbiamo anche un leader regionale che può benissimo essere candidato alla presidenza della regione, riferisco a Flavio Tosi, vedremo, ne parleremo, si discuterà, ci sedremo intorno a un tavolo, noi abbiamo le nostre carte da giocare, un grande rispetto degli alleati, ma il rispetto che noi abbiamo nei confronti degli altri resterà anche il rispetto che viene riservato a noi. Io sono convinto che in queste elezioni europee continueremo a crescere, l'obiettivo è quello a livello nazionale di superare la soglia del 10%, stiamo andando in quella direzione, continueremo a lavorare anche in Veneto tantissimo. Ministro, il segretario veneto della Lega ha detto che proverà a trovare un accordo sul terzo mandato anche con Forza Italia e Fratelli d'Italia. C'è un'apertura da parte vostra oppure siete contrari? Il problema non è il Veneto, il problema è la legge nazionale. Noi riteniamo che il terzo mandato non vada bene, non andrebbe bene anche se ci fossero tutti i presidenti di regioni di Forza Italia. Il presidente di una regione ha più potere di quanto ha il presidente del Consiglio a livello nazionale. 10 anni di governo le mani solo alla persona credo che siano sufficienti per evitare concentrazione di potere. La democrazia deve evitare concentrazione di potere e poi saranno i cittadini a scegliere il successivo presidente di regione. D'altronde negli Stati Uniti il presidente può essere eletto soltanto una volta. Non ci vedo nulla di male, non è parte del programma di governo, soltanto una scelta tecnica che non riguarda il Veneto. È una questione di principio per quanto ci riguarda, quindi nessuna scelta contro questo o quel presidente. Ripeto, se il presidente di ogni regione fosse di Forza Italia direbbe la stessa cosa.